Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è convalidato con over air limit che cerca di andare al comando, superando Tudor Danny Griff, vi riesce sulla piegata, mentre all'esterno c'è Asia LL, a largo anche numero Tudor 9 Crystal Vic squalificato. Danny Griff la squalifica invece per Crystal Vic. 15.5.200 attacca Tudor Danny Griff che dopo 400 metri scarsi passa a condurre, ma all'esterno vediamo la progressione di Asia LL che si trascina Zipriz, cavalli che ora affrontano i primi 600 metri di gara con Tudor Danny Griff leader, seconda posizione per over air limit, all'esterno si impegna ma poi scompare Asia LL che ha un brusco rallentamento e rimane scoperto così Zipriz. Intanto 59,9 per i primi 800 metri di gara con in vantaggio sempre Tudor Danny Griff che conduce nei confronti di over air limit, all'esterno Zipriz che è il favorito, mentre in terza posizione figura Zola Francis, poi gli altri con un primo chilometro che se ne va nell'ordine dell'1.15.6, passaggio davanti alle tribune, nessuno per il momento riesce a farsi luce dalle retrovie. In seconda pariglia esterna c'è comunque il numero 15 Uragano Stecca, in terza Tilde Mati, più indietro gli altri, con ancora nelle posizioni di coda Attalo, cerca di venire via anche Oscar Benal, ma è molto indietro. Intanto continua a guidare Tudor Danny Griff nei confronti di over air limit a 600 dalla conclusione, e Zipriz si impegna all'esterno ma per il momento non riesce a prendere sotto tiro il leader e siamo a 500 dalla conclusione. Anche la progressione di Oscar Benal in terza ruota a 500 dal palo. Oscar Benal viene via con estrema decisione e costringe Zipriz a forzare su Tudor Danny Griff. Tudor Danny Griff in vantaggio, Oscar Benal che si impegna e va al suo esterno per attaccarlo e si muove anche Attalo. Siamo al numero 13 di Attalo che cerca di venire via in terza ruota. Intanto ha preso vantaggio Zipriz e comanda su Oscar Benal in retta d'arrivo. Oscar Benal viene attaccato nel finale da Attalo. Attalo nelle battute conclusive riesce a raggiungere e forse a battere anche il numero 8 Oscar Benal, mentre per il quarto Zola Francis e over air limit finiscono vicini. 30 a chiudere, 1.15.9. Rientro vincente per Zipriz e ancora Antonio Di Nardo a segno questa sera al Savio, il triplo a seguire per Di Nardo Casillo che sono davvero in serata strepitosa. Il secondo posto sul palo, andiamo a rivederlo perché è molto stretto, ma ci sembra che Attalo sul traguardo riesca a piegare di precisione un Oscar Benal che partiva da molto lontano e che comunque ha corso molto bene. Ha ceduto invece Uragano Stecca, non è riuscito più a farsi luce nel finale. Andiamo a rivedere in retta d'arrivo il vantaggio ormai incolmabile per Zipriz e la lotta per il secondo che vede in rimonta Attalo raggiungere e piegare sul palo Oscar Benal. Aspettiamo naturalmente la fotografia e poi 3 e 2, vale a dire Zola Francis e over air limit. Ancora Antonio Di Nardo a segno dunque in questa handicap valevole quale quinta corsa dal ippodromo del Savio.